chapeau alle campionesse di Francia. Nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Women's Cup, l'Olympique lyonnaise ammutolisce il Bentegodi rifilando 5 sberle alle ragazze del Bardolino Verona. Una prova di forza e di classe, quella sciorinata dalle transalpine, che si candidano prepotentemente per la conquista della Champions. Che sarebbe stata una serata difficilissima per le gialloblu lo si capisce dalle prime battute di gioco. In avanti la rientrante Gabbiadini appare lontana dalla forma migliore, mentre in difesa Motta e compagne faticano a prendere le misure di un attacco che unisce la classe brasiliana di Katia alla velocità di Chelin. Le leonesse di Francia passano in vantaggio all'11°, Chelin riceve un lungo passaggio, lascia sul posto Motta e trafigge Brunozzi con un preciso diagonale. Passano meno di 3 minuti e l'Olympique raddoppia, stroncando sul nascere qualsiasi velleità di rimonta scaligera. Il Bardolino Verona regala un pallone sulla sinistra e la solita Chelin estrae dal cilindro una bella conclusione siglando la doppietta personale. Il terzo gol ospite arriva al 32°, sulla fascia sinistra le venete non riescono a contenere le transalpine. La difesa gardesana respinge corto proprio dalle parti di Alibi che la butta dentro dai 15 metri. Un lampo di Gabbiadini al 18° della ripresa chiama Pons al mezzo miracolo, ma invece di riaprire la partita il Bardolino subisce la quarta rete ad opera della neoentrata Franco, che dai 25 metri si inventa una conclusione che coglie impreparata Brunozzi. Nel finale di gara ci riprova Gabbiadini che non inquadra la porta da buona posizione, a differenza della Bretigny che pescata sola in area non lascia scampo a Brunozzi, costretta ad inchinarsi per la quinta volta a raccogliere palloni in fondo al sacco. Il 5-0 finale spedisce l'Olympique dritto in semifinale. Tra 10 giorni, nella gara di ritorno in Francia, Boni e compagne saranno chiamate ad una reazione d'orgoglio, dimostrando di non essere la squadra vista al Bentegodi. Allora, dopo delle mail dai lettori del Gardesano, ci hanno chiesto se puntate più sulla Champions League o sul campionato. A questo punto, la vedo tanto in salita come ritorno, però cosa ne pensate? Ma noi non abbiamo mai abbandonato nessuna pista. È chiaro che dopo questa partita penso che qualche strada incomincia a chiudersi. Noi affronteremo comunque il ritorno col massimo impegno, anche perché abbiamo un trofeo da onorare e certamente oramai le nostre attenzioni saranno quasi esclusivamente sul campionato. E parlando del campionato, la squadra favorita in tutto il campionato, oltre a voi ovviamente, quale pensate che sia? Ma ce n'è più di una, c'è la Torres, c'è la Roma, c'è la Reggiana, c'è il Tavagnaco. Quest'anno la concorrenza è molto nutrita, sarà più difficile riuscire a spuntarla. Noi speriamo di riuscirci ancora perché vogliamo dimenticare in fretta una serata negativa come quella di questa sera. Questa sera abbiamo visto un Bardolino che non si è mai visto, non ha mai dimostrato, cioè ci ha sempre abituato a delle grandi partite. E quali sono stati i punti negativi, i punti che hanno portato a una partita del genere? Ma direi che è stata una prestazione negativa generalizzata, per cui quando succedono di queste partite è anche fatica a riuscire a prendere delle contromisure e a puntare il dito da qualche parte. Ripeto, la nostra è stata una prestazione totalmente negativa in tutti i suoi reparti, siamo andati in campo timorose, abbiamo sbagliato le cose più semplici, abbiamo fatto degli errori clamorosi su cui abbiamo subito anche le 2 reti nel giro di 1 minuto e mezzo e lì la partita poi è finita. Abbiamo già sentito il commento dell'allenatore sulla partita, un commento piuttosto negativo. Visto da fuori, quali sono stati gli errori? Qual è un suo commento sull'andamento, sul risultato di questa partita? Io posso solo associarmi a quanto ha già detto il mister, che veramente questa sera è stata una partita negativa sotto tutti gli effetti. Avremo modo in questi giorni, come si suol dire, a bocce ferme nella tranquillità dello spogliatoio assieme al presidente, e parlare con le ragazze, fare un confronto diretto a porte chiuse e chiedersi perché questa sera è successo questo. Io devo solo chiedere scusa a quel magnifico pubblico di Verona che è venuto, ai tifosi che ci hanno guardato anche via TV, del cattivo risultato e della brutta prestazione che abbiamo fatto questa sera. Qualcuna è da salvare, non facciamo nomi perché sarebbe ingiusto, però non tutte hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Un Lione fuori dalla portata oppure un Bardolino che non ha giocato come il suo solito? Un Lione che ci ha insegnato ancora qualcosa di più di quello che abbiamo imparato l'anno scorso, come ci si comporta, come si gioca veramente in queste competizioni.
e da parte nostra un Bardolino sottotono, ma sottotono fortemente. Non il Bardolino dell'anno scorso, calcolando che il Bardolino di quest'anno è una spanna più forte di quello che ha giocato l'anno scorso. Un Bardolino così non eravamo abituati a vederlo, era un Lione che vi ha sopraffatto o eravate voi sottotono? Ma sicuramente non abbiamo fatto una bella prestazione, probabilmente non è stato uno dei Bardolini migliori, anzi assolutamente no, però per come la vedo io il Lione forse è la squadra più forte che io abbia mai incontrato, ce la metto più forte, al di sopra anche del Francoforte e del Rumea, perché secondo me a differenza di quelle squadre che hanno magari qualche individualità, qualche giocatrice di spicco a cui dare più attenzione, secondo me questa squadra qui, Lione, è veramente una grande squadra in tutti i reparti. Visto da fuori noi ci siamo fatti un'idea un po' di un Bardolino un po' confuso, sempre sottotono ritorno a dire, però visto da dentro cosa mancava secondo voi? Ma loro ci hanno messo molto in difficoltà giocando tra le linee e diciamo che noi sì, lo sapevamo che avevano questa trequartista che si inseriva tra le linee, però il problema è che comunque non era una giocatrice, era un continuo muoversi, un continuo cambiare e questo ci ha creato non pochi problemi. È andata così, abbiamo fatto fatica, troppa fatica. Sembrava anche una squadra piuttosto dura proprio come ingressi, avete avuto anche degli infortuni e quindi dal punto di vista anche di gioco, di falli, avete dei commenti? Sì, ma a livello europeo comunque si sa che il calcio è così, anche con la nazionale comunque ci sono giocatrici che già avevamo incontrato contro la Francia, contro la Svezia. Però si sa che è così, però loro secondo me più di questo avevano anche proprio il saper giocare la palla a terra, a differenza di molte altre squadre europee che invece giocano solo con lanci lunghi e si basano sul fisico. È un risultato, un 5-0 duro da tirar su, il ritorno come lo vedete? Fate la vostra partita, sperate ancora in qualcosa o puntate tutto sul campionato? Beh, fino a quando la matematica non ci condannerà saremo obbligate e vorremmo giocarcela anche se questi 5 gol pesano e sarà dura, però noi faremo la nostra partita e cercheremo di fare il nostro gioco, cosa che purtroppo questa sera non ci è riuscita. Parlando del campionato, c'è una squadra in particolare che vi fa più paura delle altre, oltre a voi che comunque siete tra le favorite? Oppure ve la giocate in qualche modo, è dura, la vedete un po' più facile della Champions? Allora, paura no, sicuramente abbiamo rispetto delle avversarie, rispetto allo scorso anno che è l'unica antagonista sulla carta era Torres, quest'anno ce ne sono 3-4 che potrebbero dare delle noie. Il campionato è apertissimo e noi comunque nonostante questa sconfitta in Champions non ci demoralizziamo e cercheremo di fare il nostro gioco, il nostro campionato e la nostra Champions. Grazie. A te.